Aiù, è il giorno. Aiù! Ciao! Benvenuti e bentornati sul canale Super Alan, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi, come avrete letto e capito dal titolo e dalla miniatura, c'è il mio debutto in seconda categoria. Vi dico la verità, non vedo l'ora, sono molto agitato, un po' di ansia c'è sempre, tipo quando devi andare il primo giorno a scuola nella scuola nuova, perché innanzitutto non sono bravissimo, lo sapete, però comunque è un mesetto che mi sto allenando con l'Atletico Cercola, la squadra del mio paese, quindi che porto dentro a prescindere, e quindi oggi c'è questa occasione per me. Atletico Cercola Bagnolese, ultima giornata di questo campionato, girone di seconda categoria. Noi non abbiamo più nulla da chiedere perché ci siamo salvati, anche loro. Una cosa da chiedere io ai difensori loro ce l'abbiamo. Fatevi un'idea. Aiù, sto in macchina, mi sto dirigendo al campo, sono le 15:22 l'incontro con la squadra dovremo averlo intorno alle 16 niente, mi sto avviando un poco prima, ve l'ho detto, pure perché ho un po' d'ansia, ma anche perché comunque fare video eccetera richiede anche questo, cioè tutto il dietro le quinte che voi vedete belle e fatte, però bisogna registrarlo. Quindi andiamo al campo, speriamo bene. Io questa settimana mi sono allenato bene, il mister mi ha visto anche bene, ha piovuto tantissimo, magari vi metto qualche clip adesso, ve lo faccio vedere. Primo mio allenamento sotto una pioggia battente, prima l'ora che farneva, però invece giovedì è stata una bella giornata, bella fresca la sera, aspettate, se no abbiamo pure a finire con la cocoro, e mi sono divertito a fare anche altri allenamenti come gli scatti oppure come i tiri da fuori aria per migliorare, perché ne so, un po' la tecnica, un po' la potenza di tiro. Speriamo bene, vai giù, andiamo. Mio compagno di reparto. Oggi lo mandiamo in rete, ragazzi. Oggi ne farà due, no uno, due. Il suo esordio non si dimentica la mano. È ovvio, quella è la prima cosa. Dai, speriamo. Presidente, speriamo di concludere alla perfezione questa. È stato un anno un po' difficile, però con una vittoria oggi possiamo riscattare, no, riscattare la stagione, ma finirla nel modo migliore. Come meritiamo. Vabbè. Aiù, andiamo negli spogliatoi, chissà che numero hanno pensato di darmi, non lo so, inizialmente mi hanno dato la 4, però quello è in base anche al ruolo, vediamo un attimo, entriamo negli spogliatoi, vediamo cosa troviamo. Ah, che qualità, Aiù! Maglia bianca tra l'altro, l'altra volta mi hanno annunciato quando ho firmato, quando mi hanno tesserato con la maglia blu e gialla, e ma è una qualità clamorosa, come era amato con me, però effettivamente non ci stanno i nomi. Come trovo? Allora, tra i vari numeri ovviamente ci sta pure il mio 5, quindi il mio sogno diciamo che sarebbe esordire proprio con questa maglia qua, tipo la Toc, non si può mai sapere se è proprio la mia. Ora vediamo, chiediamo agli altri, vediamo quando arriva pure il mister, vediamo quale maglia hanno deciso di darmi. 9 Antonio, 5 Visone, 10 Raffaele, Franco, 12 all'ultima guerra, all'ultima battaglia, l'ultima guerra come la vogliamo chiamare. Sicuramente come tutte le partite che abbiamo fatto ci aspetta una partita molto difficile. Sappiamo tutti che sicuramente la Bagnolese ci precede, quindi comunque sicuramente qualcosa in più di noi ha fatto durante il campionato. Vengono degli ultimi ultime 8 partite, 7 sconfitte e un pareggio domenica col Borbonia, una squadra che ha subito 72 gol, quindi 7 gol in più a noi e ne ha segnati 3 in meno a noi, quindi è una squadra che dovrebbe essere sulla carta di pari livello nostro. Loro sono arrivati, sono partiti fortissimo perché loro venivano dal gruppo dell'anno scorso, confermato tutta la squadra, quindi si sono trovati avvantaggiati rispetto alle altre squadre, dopodiché hanno avuto sicuramente un calo, anche se non credo che loro sono venuti qua anche loro per l'ultima partita a fare brutta figura. Come abbiamo sempre detto ci dobbiamo porre degli obiettivi man mano, e l'obiettivo oggi ragazzi, oltre quello di vincere eccetera, considerate che se noi vinciamo per i risultati che sono usciti arriviamo noni. Oggi ci sarà l'esordio di Giovanni, ci tenevo ad elogiarlo per una qualità che ha, che è venuto come praticamente la maggior parte di voi che sono venuti a in corso, si è calato subito nella mentalità. Un ragazzo che si è venuto ad allenare, un ragazzo che è sempre stato zitto, è sempre stato tranquillo, ed è un pregio, cioè, che ti
che ti dico perché non è facile entrare in un gruppo, entrare in uno spogliatoio, come ho detto noi abbiamo costruito, ed entrare in una situazione del genere, Giovanni, non è facile, sei stato accolto da tutti, quindi è un giusto premio quello oggi di farti partire dal primo minuto. Ti spiego, l'esordio che lo fai dalla serie, in Serie A non ho giocato, però che lo fai dalla Serie D alla terza categoria, l'emozione è uguale per tutti, cioè credimi, cioè è la stessa emozione. Stai tranquillo, ora parliamo di quello che voglio in campo, però stai tranquillo, goditelo. Noi diciamo sempre una cosa dal primo momento, che a noi ci piace divertire e fare le cose fatte bene. Avete sentito il discorso del mister, adesso andiamo in campo, ci andiamo un po' ad allenare, vedo che sta cominciando ad arrivare qualcuno al campo, speriamo bene, una bellissima giornata di sole tra l'altro oggi, meno male, infatti non mi sono messo niente sotto, cioè nel senso no, la mutanda la tengo, sotto, vabbè avete capito, e ci alleniamo e poi cominciamo. Quindi come vi dicevo cominciamo col riscaldamento qui dietro perché stanno qua, cioè in realtà mo hanno finito di giocare, manco un tempo finito, mo hanno finito di giocare altre squadre, questo no? Comunque ci cominciamo a riscaldare qua dietro e poi entriamo in campo. Ok, voglio l'atmosfera è quella giusta, la carica pure. Speriamo bene, dai, mi hanno dato fiducia dal primo, cioè il mister mi ha dato fiducia dal primo, speriamo bene di non deludere. Buongiorno a tutti ragazzi, sono Cristian Sassone e benvenuti con questo nuovo appuntamento con la seconda categoria campana. Ma oggi ragazzi non sarà quella di Simone Crispo, ebbene sì, mi sono spostato nuovamente sul canale di Super Allan per commentare quest'ultimo match di seconda categoria campana tra Atletico Cercola e Bagnolese. Mister Russo schiera il modulo 4-3-1-2. Toscano tra i pali, difesa a 4 composta da Barbarossa, Capitan Castiello, Borrelli e Montescuro. Esposito in cabina di regia, Giusto e D'Ambrosio da agire da mezzali, Franco a supporto delle due punte, Barone e Giovanni Visone, che noi tutti conosciamo come Super Allan. Ebbene sì, dopo l'esordio di Fius e Mirko sbarca anche lui in seconda categoria. Riuscirà l'Atletico Cercola a chiudere il campionato con una vittoria e il nostro Giovanni a trovare la sua prima rete in seconda categoria? Tutto pronto per l'inizio di quest'ultima giornata di campionato tra Atletico Cercola e Bagnolese. Siamo al centro sportivo Micri, sarà la Bagnolese a dare l'avvio a questa gara. Si attende solamente il fischio da parte del direttore di gara che controlla che è tutto ok e si comincia. Primo possesso gestito dalla Bagnolese, che oggi scende in campo con la maglia blu, bianca e gialla, mentre l'Atletico Cercola è maglia bianca. Prova ad avanzare qui la Bagnolese, lancio lungo qui a cercare un compagno, attenzione perché esce Toscano, ma l'arbitro segnala posizione di fuorigioco e dunque risultato che rimane invariato. Rimessa in zona d'attacco, la palla è verso Barone, il tiro qui da parte di Franco, palla che però si spegne sul fondo, calcio d'angolo. Parte lo schema, la palla è verso Franco, è vero, il tiro da parte di D'Ambrosio, respinge bene qui la difesa della Bagnolese, allora riparte subito in attacco, velocissimo qui la Bagnolese, ma c'è la gran chiusura qui da parte di un difensore. Ancora calcio d'angolo, nuovamente Esposito sul punto di battuta, direttamente in porta Esposito! E c'è il vantaggio dell'Atletico Cercola, errore qui del portiere, ma gol cercato da parte di Esposito. E dunque Atletico Cercola 1, Bagnolese 0, gol anche con dedica da parte del numero 6 dei padroni di casa. Prova ad avanzare la Bagnolese, la palla è sull'out di destra, ancora il numero 11, cross verso il secondo palo, attenzione il tiro! E c'è il pareggio da parte di Lama, dunque dopo nemmeno un minuto la Bagnolese pareggia i conti, risultato che si porta sull'1-1. Ancora la Bagnolese in avanti, cross verso il centro, attenzione, respinge bene qui la difesa dell'Atletico Cercola, palla in fallo laterale, calcio di punizione, la palla è giocata verso il primo palo, attenzione la palla rimane lì, eh sì, proprio lui, Giovanni Visone, Super Allan, regala nuovamente il vantaggio all'Atletico Cercola, prima rete in campionato per Super Allan. Dunque il risultato che al 20° minuto si porta sul 2-1 a favore dei padroni di casa. Gol davvero opportunista qui da parte di Visone.
Rimessa al fondo da parte della Bagnolese, lancio lungo, prova a intervenire qui un difensore, attenzione perché la palla rimane lì. Combatte qui e rimane anche a terra un giocatore dell'Atletico Cercola. L'arbitro dice che è tutto regolare, attenzione perché ci sono proteste. Attenzione perché scoppia anche una piccola discussione. Gestisce da dietro con Borrelli. Allora riesce a recuperare bene la difesa della Bagnolese che riparte subito in avanti. Allora la palla ancora verso Lama che prova a entrare nel rigore. Lama il tiro! E la gran risposta qui da parte di Toscano. Il risultato che rimane invariato. Calcio di punizione per la Bagnolese. Siamo lontani dalla porta difesa da Toscano. Attenzione direttamente in porta. E Toscano in due tempi riesce a controllare la sfera. Prova ad avanzare ancora l'Atletico Cercola. La palla era lunga, ma riesce a recuperare qui la Bagnolese ancora con il numero 11 che prova a saltare un avversario e riesce. Attenzione, gran filtrante qui per il compagno. La palla è verso il centro. E questa volta se l'è realmente divorato Lama, che non doveva fare altro che spingere la palla in fondo alla rete. Risultato che rimane ancora sul 2-1. Lancio lungo a cercare un compagno, riesce a intervenire la difesa della Bagnolese. E allora attenzione, c'è un errore qui in appoggio. Ancora il numero 11, il tiro dalla distanza che però non impensierisce qui Toscano. Rimessa al fondo. Toscano va a lungo a cercare la testa di un compagno, riesce a intervenire ancora la difesa della Bagnolese. E allora prova a ripartire la squadra ospite. Ancora verso Lama che riesce a superare Barbarossa e cross verso il centro. Ma qui riesce a intervenire però Montescuro che la gioca verso il compagno. Ed ora finisce qui la prima frazione di gioco sul risultato di 2-1 che ha visto la prima rete in campionato di Super Allan. Andiamo adesso a bordo campo a sentire le parole dei protagonisti e del mister. Grande gol! Barbiere numero 1 che mi viene a supportare. L'esordio col motto. Ovviamente anche il mio amico Andrea. Grande gol ragazzi. Stavo sopra di noi. Bene, dai, andiamo a Stiamo lì già addosso, non gliela facciamo ricevere la palla. Solo questo, raga, per il resto stiamo facendo bene. Siamo ancora troppo irruenti, troppo frenetici. Tranquilli, raga, capisco che fa caldo, il sudore negli occhi che non vedete, lo capisco. Però cerchiamo di stare più tranquilli quando abbiamo palla. Perché arrivano le giocate. Loro comunque vengono fuori tempo, raga. Cioè noi se giriamo palla li mettiamo in mezzo. Li abbiamo messi in mezzo. Noi il calcio di punizione l'abbiamo preso così. Abbiamo fatto un'azione da destra a sinistra, da sinistra a destra, abbiamo preso calcio di punizione. Siamo stati attaccati. L'unica cosa, rischiamo quando non riusciamo a salire, voglio. Abbiamo rischiato là perché rinvio di Armando. Abbiamo deciso che Armando fa il rinvio. Armando tiene 6 secondi. Se noi accorciamo la squadra, perciò se noi accorciamo la squadra tutti quanti, quelli là li lasciamo là, cioè perché tanto non tornano, ti fanno una non tornano. Accorciamo la squadra, automaticamente seppure a centrocampo non prendiamo la seconda palla, siamo comunque 7 uomini in 10 metri. Tutto pronto per l'inizio di questa seconda parte di gara. Sarà Barone a dare l'avvio e si comincia. Ora, prima palla giocata lunga, ancora la difesa della Bagnolese a intervenire. Qui c'è Borrelli che lotta, Capitan Castillo allontana. Allora Barone la gioca verso il compagno, la palla filtrante verso Super Allan che però non riesce ad arrivare. Palla che finisce in fallo laterale. Esposito, ancora Esposito a duellare. La palla è giocata sul lato di destra verso D'Ambrosio. C'è la sovrapposizione qui da parte di Montescuro. Il tiro dalla distanza di D'Ambrosio che però non impensierisce l'estremo difensore della Bagnolese. Calcio d'angolo per la Bagnolese, il numero 11 sul punto di battuta. Cross sul secondo palo dove però interviene Barbarossa. Attenzione perché la palla rimane lì. La finta da parte del numero 99 che mette a sedere Barbarossa. Cross sul secondo palo e Minopoli trova la rete del pareggio. Risultato che al minuto 53 torna in parità sul 2-2. Tutto da rifare qui per i padroni di casa che ora proveranno a trovare nuovamente la rete del vantaggio. E ora prova ad avanzare qui il numero 88. Grande qui la palla filtrante verso Lama. Lama il tiro e Toscano non viene nemmeno impensierito. Blocca senza alcun problema. Palla giocata verso Barbarossa. Borrelli, lancio lungo qui a cercare Franco. Esce qui il portiere, attenzione Franco, prova a recuperare palla. Però viene messa in fallo laterale in tutta sicurezza da parte dell'estremo difensore della Bagnolese. Calcio d'angolo, ancora Esposito sul punto di battuta. Attenzione, ci arriva Barone. Palla che però finisce sul fondo. Nulla da fare qui per il numero 9. Attenzione perché c'è un cambio. Esce Super Allan dopo 58 minuti
entra al suo posto il numero 22 dell'Atletico Cercola. Grande la prestazione da parte di Super Allan, che trova anche la sua prima rete in campionato. Prova ad avanzare qui la Bagnolese con il numero 20. Attenzione, duellano i giocatori dell'Atletico Cercola. La palla è verso Sparano. Lancio d'esterno qui per Incarnato. Grandissima palla per il numero 18. Ancora Incarnato in area di rigore. Incarnato al minuto 63 trova nuovamente la rete del vantaggio per l'Atletico Cercola, mossa vincente da parte di Mister Russo, e dunque il risultato che si porta sul 3-2 al minuto 63. Riesce a chiudere bene qui la difesa. Allora ancora l'88 del possesso palla. La palla è giocata verso il numero 14. Il tiro dalla distanza. Attenzione, Toscano respinge. Ancora Toscano, che poi con il piede interviene. Ancora Toscano. Attenzione perché c'è stato un contatto. L'arbitro ha segnalato posizione di fuorigioco. Allora ancora la Bagnolese in avanti. Ancora con il numero 11. Attenzione perché rimane a terra un giocatore dell'Atletico Cercola. Cross verso il centro, dove però riesce ad arrivare Toscano. Però così no, diglielo così no. Prova ad avanzare ancora la Bagnolese. Lancio lungo qui a cercare un compagno. Interviene bene qui la difesa. E allora la palla diventa buona per Incarnato. Velocissimo ancora il numero 18 che porta palla sull'out di sinistra. Prova a sfidare il diretto avversario. Attenzione, atterrato. Calcio di punizione. Siamo da una distanza ottima. E anche ammonizione per il numero 20 della Bagnolese. Vediamo chi si incaricherà per la battuta di questo calcio di punizione. Sul punto di battuta si presenta il numero 22 Sparano. Si attende che l'estremo difensore della Bagnolese sistemi la barriera e si attende anche il fischio dell'arbitro. Vediamo se Sparano andrà direttamente in porta. Fischia l'arbitro. Parte Sparano! Punizione esemplare da parte del numero 22. E si può dire che con due cambi il mister ha trovato la vittoria. Cambi veramente azzeccati. Prima la rete di Incarnato e poi Sparano. Mosse vincenti da parte di mister Russo. E dunque si può dire anche che il risultato è praticamente in cassaforte. Gol stupendo qui da parte di Sparano, direttamente da calcio di punizione. Trova un gol magnifico. Rimessa già in zona d'attacco per la Bagnolese. Prova a intervenire qui Borrelli. Attenzione, c'è ancora Lama. Esce Toscano e l'arbitro dice che può bastare. Si conclude con una vittoria per 4-2. L'ultimo match casalingo e l'ultimo match del campionato dell'Atletico Cercola, dove abbiamo visto anche l'esordio e il gol di Super Allan. Andiamo adesso a bordo campo con Giovanni a sentire le parole dei migliori in campo e dei protagonisti di questo match spettacolare. Esordio migliore in seconda categoria non potevo desiderare, veramente. Mi sembra di vivere un sogno, un piccolo sogno, pure con i fuochi, bellissimo. Gol all'esordio, vittoria 4-2 contro la Bagnolese, è emozionante, veramente. È un piccolo sogno che si realizza. Poi andiamo a festeggiare con gli altri, buffet, qualche omaggio per gli arrivati e in teoria dovrebbe esserci anche un contest per vincere la mia maglietta. Lui invece è il vincitore della mia maglia, questa qua, quella là con la quale ho giocato e ho fatto anche gol, quindi un onore per me dartela. Come l'ha vinta? Che hai fatto per vincerla? Ho messo il pallone quasi vicino al centrocampo. Ah, ok, tipo a bocce. Agliù, finisce qui questa mia prima partita in seconda categoria. Veramente è stato un sogno aver segnato all'esordio praticamente. Non avevo toccato mezzo pallone fino al momento in cui poi ho impattato bene la palla. Piccolo retroscena, ho detto vicino al mio compagno di squadra, ho detto Antò, su quella punizione, dove vi metto? Ha detto dove ti senti? Agliù, mi sono messo là, la palla è arrivata proprio perfetto sul destro e ho calciato. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se vorreste altre cose del genere. Noi ci vediamo in un prossimo video. E Wayu, ciao!